Bentornati a Cielo Aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Un anno fa circa il terremoto, siamo tornati sui luoghi del disastro, dell'evento sismico per vedere a che punto sono i lavori. Vedete alle mie spalle un modulo abitativo che è ancora purtroppo, ahimè, funzionante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ci troviamo a Concordia, questa è l'azienda di Davide Casari, vedete alle mie spalle il modulo abitativo in cui è ancora costretto a vivere. Buongiorno Davide, allora raccontaci innanzitutto un po' la tua esperienza negativa, insomma, del terremoto di ormai un anno fa, ecco, hai dovuto reinventarti un po' l'attività, l'organizzazione dell'azienda perché la tua è un'azienda zootecnica, hai molti capi, hai dovuto delocalizzarli, peraltro nemmeno in Emilia Romagna, ma sei andato già nella regione Lombardia perché l'azienda che sei riuscito a trovare insomma, è a pochi chilometri, però già in un'altra regione. Sì, abbiamo delocalizzato il giorno dopo del terremoto, col fatto che avevo tutti gli stabili inagibili, in un'azienda qua a 2,5 km, 3 km. Allora, tu hai non solo l'azienda ma anche l'abitazione che è praticamente stata dichiarata inagibile, quindi hai dovuto immediatamente insomma, uscire, quindi nei primi giorni del terremoto, quando ancora non c'era il modulo abitativo, dove eri sistemato? Nei giorni dove ci sono i balloni di fieno adesso, nei primissimi giorni. Quindi non c'erano le balle di paglia, vi siete sistemati provvisoriamente. Esatto, e poi dopo abbiamo Dopodiché? preso noleggio un camper per 3 mesi. Ecco, al di là del danno che insomma, è evidente e che ancora, non è ancora stato ripristinato, insomma, poi parleremo anche di questo, tu hai dovuto sostenere molte spese per quel che riguarda proprio l'apprestamento le prime cose da fare per cercare di gestire la mandria, che oltre a essere delocalizzata, nel luogo in cui l'hai portata hai dovuto portare delle modifiche, ma soprattutto attrezzarti per andare da questo centro aziendale a quell'altro. C'era una decisione da prendere all'istante di chiudere l'azienda questa e mandare tutti gli animali al macello, chiudere l'attività o delocalizzarla. Contro l'idea del padre e dei miei familiari ho deciso di delocalizzare per continuare la mia attività e ci siamo trasferiti. Questo ha comportato tantissime spese, il ripristino dell'azienda dove ero prima, dove sono andato adesso, e in più l'acquisto di mezzi per trasportare i prodotti all'azienda attuale, quindi trasporto dei liquami, trasporto dei letami, dei foraggi, la razione dei capi, l'alimentazione dei capi dove sono andato, che prima ero attrezzato con gli autoalimentatori che là non c'erano, e per fare la razione, il piatto degli animali ho dovuto prendere un carro. Quindi è cambiato anche un sistema, cioè la tecnica di alimentazione proprio degli animali e quindi, come dicevi tu, con un sacco di spese. Quanti chilometri ci sono per arrivare all'azienda dove tu adesso hai gli animali? Circa un 3 km, circa un 3 km. E quindi tutti i giorni quante volte fai questo tragitto? Non le contiamo ormai nemmeno più, dalla mattina alle 5 fino alla sera. A volte ci sono dei party che devi andare là anche la notte, quindi dobbiamo essere là anche di notte. Quanti animali hai Un complessivamente? centinaio. Centinaia in lattazione. No, in lattazione una cinquantina e una cinquantina in svezzamento, insomma, le manze e compagnia bella. Ecco, quella che vediamo qua era l'abitazione in cui tu prima risiedevi, che è stata dichiarata inagibile, quindi assolutamente non è possibile entrare. Ecco, tu hai avviato tutte le procedure che sono previste in questi casi, insomma nel caso del terremoto. Ecco, a che punto siamo? Al punto di partenza, che non è ancora stata presentata nessuna domanda, né di delocalizzazione, né dell'abitazione e né del produttivo. Stiamo ancora aspettando di capire quello che dobbiamo fare per presentare le domande. Ecco, ci sono ancora molte incertezze normative, quindi la difficoltà di trovare un momento di sintesi dei diversi comuni che sono stati colpiti, quindi qua nel caso specifico siamo a Concordia, ma è un po' così in tutto il territorio modenese. Qual è secondo te
il disagio più grosso che hai dovuto affrontare in termini, diciamo, di burocrazia per cercare di gestire questa situazione? Il disagio più grosso è la parte economica, questo è il disagio più grosso. Spese da un giorno all'altro che non ti aspettavi e che hai dovuto affrontare. E tutte queste spese naturalmente senza l'aiuto delle banche, della regione. A oggi nessuno ci ha aiutato. Difficoltà di accesso al credito, la banca in un caso come il tuo, che cosa fa? Niente. A oggi niente. C'è questa delocalizzazione che stiamo preparando le fatture, stiamo preparando tutti i costi, però anche lì non sono bene ancora definiti come diciamo impostarle queste spese, come dichiararle queste spese. Allora, vediamo un po' di capirne qualcosa in più, insomma, su questi aspetti burocratici che sono, ahimè, molto complessi. Nel frattempo ci ha raggiunto Maurizio Pivetti. Buongiorno Pivetti. Allora, situazioni come la sua ce ne sono tante sul territorio modenese. Il primo ostacolo grosso che c'è per affrontare e affrontare i numerosi ostacoli dal punto di vista burocratico e normativo. Quali sono quelli, diciamo, quelli che più assillano gli agricoltori in questo caso, ma non sono solo gli agricoltori, ma un po' tutte le popolazioni colpite? Intanto buongiorno, diciamo che le difficoltà e la situazione che diceva prima Casari è una situazione diffusa, con diciamo, tante varianti sul tema. Il problema danno e ricostruzione è un tema unico generale che però in ogni realtà trova delle caratteristiche peculiari dovute ad ogni particolarità che le aziende presentano, chi ha una struttura anziché un'altra, chi ha un fabbricato di un'età anziché un altro, chi ha una produzione anziché un'altra. Quindi questo fa varietà di tema su quello generale. Detto questo, c'è da dire anche, a mio parere, che l'impianto normativo delle ordinanze, di tutto quello che ne è derivato, è sicuramente buono, positivo nelle enunciazioni, nelle cose da fare che elenca. Ma c'è un però. Ecco, il però è che nella traduzione pratica di quelle che sono le direttive che nascono dalle ordinanze, da quello che il commissario Errani ha fatto emanare attraverso la regione Emilia-Romagna, insomma, la difficoltà concreta è quella dell'applicazione, tant'è che oggi, io non so dare delle cifre esatte, ma sono intanto gli stessi comuni che ci dicono presentate le domande, presentatele, stiamo aspettando, i soldi ci sono, stiamo aspettando, però di fatto i tecnici si trovano in difficoltà oggettive che sono l'interpretazione e la traduzione in concreto delle azioni da fare, quindi la ricostruzione per partire ha bisogno di una domanda che ha bisogno di tante cose che ad oggi non trovano concretezza. Questo è uno degli aspetti, quindi l'aspetto burocratico che i comuni stanno, credo, anche con impegno cercando di affrontare, però trovano delle difficoltà oggettive, proprio concrete nelle normative già vigenti prima delle ordinanze e quindi l'incrocio fra le due cose si traduce in uno stallo di fatto, tant'è che siamo già andati avanti con i tempi di presentazione, eccetera. C'è stato uno slittamento in avanti. Ecco, da questo punto di vista, Pivetti, appunto questa delocalizzazione, qui si è fatta chiarezza su questo aspetto, perché è un aspetto che riguarda parecchi agricoltori, imprenditori del territorio. Diciamo chiarezza in quello che più o meno bisogna fare si può anche avere, il problema è che non sempre questa chiarezza collima con quello che è la necessità di chi ha avuto il danno dell'azienda agricola, del produttore. Mi spiego meglio. Ci sono rimasti nella legge regionale urbanistica dei vincoli che secondo noi sono un po' stretti, secondo noi come associazione, insomma, poi il mio parere anche personale. Voglio dire, la ricostruzione nel rispetto di tipologie di fabbricati, eccetera, è giusto, è importante, non possiamo dimenticare il passato, però è vero che purtroppo in molte situazioni abbiamo un'azienda che ha bisogno di ricostruire, razionalizzare, quindi anche sfruttare
purtroppo l'occasione negativa per rifare tutto in modo più funzionale. Faccio un esempio banale, già detto tante volte: una casa che è di 100 anni, che oggi è disastrata, devo ricostruirla. Può avere un valore storico, ma spesso sono vincoli tipologici, non sono grandissime cose da conservare, importanti per la memoria, eccetera. Però è vero che erano case costruite per famiglie che 100 anni fa erano di 18-20 persone, oggi le famiglie sono di 4-5 persone, 3 persone. Quindi c'è la necessità di arrivare anche ad un ridimensionamento, insomma, di queste cubature. Cioè, la mia impressione è che il non poter rilocalizzare, il non poter ricostruire determinate strutture in un modo diverso, sia va bene in qualche cosa che permette di conservare la memoria, ma oggi il terremoto ha spazzato via tante cose. Non possiamo tenere delle strutture che non sono più funzionali per le esigenze di oggi. Quindi va bene costruire con criteri, costruire bene, però oggi l'importante è prima di tutto la razionalizzazione di aziende agricole che già vivono una situazione di crisi economica, quindi impogli delle cubature, delle misure che non servono più e che oggi servono cose diverse. Faccio l'esempio di una stalla vecchia con un fienile sopra dove non ci possono andare più le rotoballe. Oggi c'è bisogno di una struttura diversa che faccia il comodo, l'uso delle balle di fieno di oggi, che sono le rotoballe, non quelle di una volta. Non si mette più il fieno su nel fienile sopra la stalla, non c'è più, ci vuole una struttura come sono magari quelle che abbiamo costruito in modo provvisorio e che quindi servono. Quindi dobbiamo sfruttare, per far ripartire l'economia, anche la situazione per dare, diciamo, razionalità economica a quello che andiamo a ricostruire. Non solamente il passato e la conservazione della vecchia struttura deve servire come misura guida. Oggi deve servire la razionalità di un'azienda che deve stare sul mercato, che ha esigenze di un certo tipo. Davide, abbiamo parlato della tua azienda, ci fai vedere adesso l'allevamento che è dislocato e vediamo insomma come hai sistemato appunto il tuo bestiame.